Vorrei parlare con Sergio, per favore. Gli dica che sono Enzo. Grazie. Beh, ancora a casa stai? Come non sai se vieni? Crisi di che? In crisi di che? Sergio, mi fai parlare? Puoi scendere un attimo? Puoi scendere un attimo che ci parliamo a voce? No, subito! Subito! Io esco mo'. Beh, ci vediamo là, al palo della morte, al solito posto. Sbrigati! Là. E allora? Senti Enzo, io mi sento proprio scarico per questo viaggio. È perché sta nervoso. Ma no, è che per andare dove, scusa? A Cracovia. Io non ci ho dormito tutta la notte. È perché sei troppo nervoso, fumati una sigaretta, Ma no, sei tu che non capisci che quelli lì sono un altro popolo, sono un'altra razza. E poi la lingua, scusa, che cos'è che andiamo a dirgli noi a quelli lì? Mica te ci facevo così, ragazzino, eh? Ma non è vero, è che proprio io non sono più un ragazzino, non ho più l'età, ecco. Scusa, ma perché non ci vai da solo? Vabbè, allora a sto punto mandiamo tutto quanto a monte, io mi vado a rispogliare e vorrà dire che a Ferragosto me lo passo da solo a letto. Ma sta cosa non era nata in due? No, io te l'avevo detto che ci poteva essere qualche problema. E poi con tutti quei chilometri, chissà che ora arriviamo! Come arriviamo? Alle 5:30 stiamo a Bolzano, alle 9 di mattina stiamo a Cracovia, alle 10 di sera vuoi scommettere che già te fa la prima polacca, vuoi scommettere? Ma dai! E poi scusa, abbiamo fatto il passaporto, abbiamo fatto il vista, abbiamo comprato le calze di seta, abbiamo comprato le penne a birra. Ecco, io quelle lì le ho dimenticate. Ma per il birra non c'è problema, fino a Bolzano stiamo in tempo. Sei proprio un ragazzino, pieno di complessi, pieno di paure. Dici poi, la lingua. Guarda qua la macchina, parla da sola. Namo. Monta, tu a quelle mica gli devi fare una conferenza. E vuoi riscaldare? Music. E vuoi far fumare? Smoke. E vuoi far bere? Drink. E vuoi sbragare? Sei matto! Quanto sei buono, Dio mio, quanto! I mortacci vostri. Non ti possono vedere, Ma chi te vede? Ma sei pazzo! Chi te vede? Ah, sì, com'era l'imitazione tua del treno? Ma te l'ho fatto un sacco di volte. Dai, fammi un po', com'è il rumore di quello che sta decesso del treno? Forza! Dai, io ti faccio il signore che piscia, Namo, dai, aspetta, dai, parti, vai. Ecco che spinge il pedale, vai. Mortacci, tu, questo so fai polacche se sbragano. E se poi io fermi te? Fammi un po' di te, dai, dai. Mortacci, tu, te fai venire pure i dubbi, c'avessi io queste possibilità. Ma tu c'è la presenza. Io c'ero pure la presenza, però queste cose ne so fare, Sergio. Sì, per quello l'altra sera mi è venuta una nuova, quella del tram che si carica. Sta a sentire, eh? Namo? Mortacci, tu, va a la valigia, dai, va a la valigia, andiamo. Muoviti! Ma... E se dopo io mi innamoro? A Cracovia ti innamori? Va a la valigia, va, faccio controllare come te passa a prendere, dai, sbrigate, va. Andiamo. Matto proprio. Ah, sei, ma te ne accorgi di qualcosa? No, di che cosa? Te ne accorgi che sta macchina c'ha la testata abbassata? No. Oh, ma cos'è stato? Niente, che deve essere stato? Niente. Abbi fede. E adesso? Abbi fede, regolare. Ah, regà! Chi ci ha dato una spinta? Sbrigate che mo diventa verde. Dai, se, mettamici pure te, forza. Diamogli una maschio! Maschio! Pure te, sbrigate! Dai! Allora io mi metto Namo! qui. Dai! Porcaccio, Giuda infame, Giuda ciabattino! Ciao, noi siamo un gruppo di ragazzi, no, che stanno formando una comunità agricola nelle vicinanze di Città della Pieve, no? Cioè come alternativa all'inquinamento urbano, cioè inteso non soltanto come scorie eccetera, no? Cioè però inteso anche come inquinamento morale, cioè capite in che senso? No, grazie. Ma guarda che non c'è niente di politica in questo, cioè nel senso che noi siamo completamente al di fuori di certi giochi di potere, capito? Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica. Ma che dovesse uscire anche senza soldi. Comunque sia, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri idee le trovi giuste. Sì, andiamo giusto, andiamo Ecco, giusto. qua dietro c'è scritto il nostro indirizzo Città della Pieve, capito? Così eventualmente ci puoi scrivere, d'accordo? Ciao, buona giornata. Però tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga. Mi sa che con 2 gettoni è difficile comprarsi la droga. Comunque è un tipo di esperienza che non ci interessa.
Buona giornata. E tu che dici? Ma che ne sai tu della droga? Che ne sai di queste cose? Ah. Permetti una parola? Con l'aria condizionata, mi dispiace. Buona giornata. Ciao, noi siamo un gruppo di ragazzi che stanno formando una comunità agricola vicino a Città della Pieve, cioè come alternativa all'inquinamento urbano, inteso non soltanto come scorie, eccetera. Sono 7 giorni che te stai a fare tutti i semafori, tutti i pizzi di roba. Basta, no? Non vado d'incontro, ma a farla finita, no? Vabbè, comunque ciao, vabbè, buona ciao, giornata. Ti saluto, ciao. Ciao, noi siamo un gruppo di ragazzi. Papà. Allora è vero che sei tornato? Sì, per qualche giorno, ma sono di passaggio. Come sei cambiato? Sì, forse dentro sono cambiato. Ma pure la voce ti è cambiata. Neanche la telefonata mi avresti fatto. Vabbè, dai che c'entra spesso riallacciare un certo tipo di rapporti, cioè così c'è abbastanza problematico. Abbastanza? Problematico. Ah, ma che qua ha fatto abbracciare un cielo. Che te possino, però te faccio, sto E sempre dai, qua. papà, sta buono, dai sempre questa mia sta violenza, dai! E che ma chiami violenza questa? E che violenza non c'è? E dai, pianta, dai che c'è gente, su, Vabbè, andiamo, va, monta. Andiamo dove, scusa? Andiamo a fare due chiacchiere dove non c'è gente, stiamo a piare un caffè. Ma dimmi un po', se non passavo qui per caso manco ti rincontravo. Ma come qui per casa, dai papà, dai, senza farla troppo lunga, di piuttosto che te l'ho detto che io sto qua e tu ci sei venuto apposta, dai, accettalo. No, te lo giro sulla tomba di tua madre. Ma dimmi un po' una cosa, Ruggè, ma te vai a cercare? Ma tu mi hai rotto i coglioni, da quando che mi hai scritto quella lettera non mi hanno tenuto i patti, no? Dai, va, andiamo, mo. Andiamo dove, scusa, hai detto ci andiamo a prendere un caffè, con là c'è il bacio andiamo a prendere il caffè là, no? Ma sono ma più a casa c'ho Angelicuccia. Ancora campa Angelicuccia. Ancora campa. Appena io ho detto ti riportavo a casa, da vedere come ci arretti zombi dall'allegria. Allora lo vedi che lo sapevi che stavo qua, dai papà, accettalo così chiudiamo la parentesi. Ruggè, ho detto se per caso ti rincontravo, ti avrei riportato a casa. Se per caso, Ruggè! Se per caso ti avrei riportato a casa, bravo appunto. Mandate uscire fuori tutta sta polemica. Fiorenza! Dai, date una calmata, dai papà, scusa. Dai, Fiorenza. Questa è Fiorenza, questo è mio padre. Ah, ciao. Comunque guarda, vi anche lei con noi, eh? Ah, pure lei, viene. Siccome a Fiorenza abbiamo stabilito il principio di dividere tutto quanto ai mezzi, cioè a sto punto mi sembra anche giusto che sto caffè venga dai sei mezzi, no? Che è sto stare sto mezzo caffè? Dov'è che dove mandare? Tu pensa a montare cosa a lui indanniamo? Cristiano, ci rivediamo qua al massimo tra una mezz'oretta. Perché? Dove andate? Sta attento alle biciclette che non ce le rubino, capito? Sta attento. Ruggero! Ma fumate la sigaretta? No, non fumo. Meno male, va, almeno sto vizio te lo sei levato. Ma Ruggero gli chiede una cosa. Ma come mai è uscito sto timbro di voce? Papà! A me sta voce mi mette in brivido. Scusate un momento, mi sono ricordato di fare una telefonata, solo 5 secondi. Mo' hai capito perché me ne sono andato di casa 2 anni fa? La faccia del fascio ce l'ha. Ma nemmanco fascia, magari fosse fascia, perlomeno avrebbe fatto una scelta nella vita. Hai visto? Ci ha messo 5 secondi. Si stava svelto, no? Ruggero stava a pensare un'altra cosa. Ma come è uscito fuori tutto sto frasario ciancicato? Come mi ha detto prima, problematico. E piano, papà! Oh, attento! Oh, ma perché fanno queste strisce? Oh, la terza volta uguale. Sono non su queste strisce, su altre strisce. Meno male che non c'è 2 senza 3. Infatti la prima volta hanno rotto il latte, la seconda niente, la terza l'olio, infatti è olio. E porta pure male. E costa pure di più. No, il sale porta male. Oh, tocca con levi, che se passa qualcuno ci si ammazza. Un euro, con l'euro. Io mi arrangio, te fa come te pare. Basta che pulisci.
Oh, vabbè, in qualche modo si fa, che te devo dire? Bravo, poi allargalo pure. Così invece di uno ce ne cascano 10. No, 10 no! Ma perché? Ne asciuga il sole? No, il sole non l'asciuga. Perché? Non evapora? No, non evapora. E andiamo, su! Oh! Oh, bravo, poi buttaci pure l'insaponata, così invece di 10 ce ne cascano 50. Ma oh, sapete che vi dico? Io me ne vado. A me mi parte pure il pullman per la Dispoli. Scusa? Ma che stiamo a Scusa, scherzare? ¿dónde está Otello de la Juventud? Otello? De la Juventus. Da Juventus. Ajá. In che senso? Ostello! No, Otello! Allora guarda, tu vai sempre dritta di qua, va bene? Sempre dritta, a un certo punto devi forza girare a sinistra, però ti accorgi che a destra c'è come una strada, come una via, anzi è una via. Quella è via dalla fonte dell'olio, quella la prendi tutta, ci vai tutto, così. A un certo punto c'è 1, 2, 3, e il 3, cioè non è il numero 3, è il terzo portone, quello è Ostello, capito? Nada. Nada? Niente. Ah, niente, niente. Che poi sta pure vicino a casa mia, mo perché io devo partire, se no te ci potevi accompagnare, devo andare alla Dispoli. acompañas? Devo andare alla Dispoli. Gracias. E accompagnala. Vabbè, andiamo però, de corsa, perché io se no faccio tardi, mi parte il pullman, capito? Tú me excusas, vero? De nada, de nada, de nada. Gracias. Scusa, che c'è, un posto? Niente posto. Fino al 20 è tutto completo. Forse il posto c'è per te. No, no, per me, per lei. No, donna no. Per ragazzo. Ma no, ma che sta scherzando? Io devo andare alla Dispoli, è per lei che è spagnola. E che posso fare? Porta lei a Dispoli, no? Ma che sta matta? Alla Dispoli sta mia madre. Ma che sta scherzando? Incredibile! Tutta Roma piena, il foro italico completo, il suo Aventino completo, Monaccia de Coliseo completo. Allora tu mi devi dire che posso fare un'estrangiera per trovare un lugar dove dormire e lavarsi. È assurdo! Italia, nada, nada, nada! Nada. Niente! Niente! Ma oh, è possibile che un posto per questo non lo trovate? Oh, ma tu dove dormi? Ma io non c'ho problema, io c'ho casa. E porta lei a casa tua, no? Ma che sta scherzando? No, no! Ma io vedere molti italiani che offrono le loro case, perché no? Perché non c'è mia madre, io devo partire, ma mi parte il pullman per la Dispoli. Poi casa mia si chiude, si chiude. Anzi, è proprio chiusa. Y se amaron dos caballos. Mire usted Sono dovuto tornare a casa a prendere l'olio. mire usted qué È perché maravilla, quell'altro mi si è rotto. la feria de Castilla. Ma non è stata colpa mia. Caballo de una Come? Sevilla. Vabbè, ma è una storia lunga. Come? E non posso partire, mo. Semmai stasera. Ero quello dei 6. Come? Come chi canta? Perché c'è la radio accesa. Mamma, non c'è nessuno. È la comunicazione che va e che viene. Ma non c'è nessuno, ma chi ce deve essere? Vabbè, allora è pieno di gente. Ma no, scherzo. Stavo scherzando. Oh, scherzavo. Vabbè, va bene. Va bene, vengo stasera, va bene. Sì, con l'olio, va bene. Sì, va bene. Sì, ciao. Sì, ciao. Questa è la vestaglia di mia madre. Pronto, ciao. Sì, ciao, ciao. Aquí? Aquí? Guarda questa. C'era una cena per te. Ha fatto un lago. Questo ha fatto un lago. Un lago ha fatto. Che si fa così? Entra, il bagno, cose, acqua, oh.
Oh, e mo che sta a fa? No, se siamo capiti proprio, No, aquí otra cámara. No, la camera, questa casa chiusa. Qui alle 5 si chiude. ¿Cómo? Yo no duermo en la tua casa. No! Vabbè, puoi dormire, però un'ora, non le 10, perché io dopo la dispuli, capito? Mi dispiace. Pazienza, si troverà una Si soluzione. deve trovare. Io puoi telefonare. Telefona magari, perché se c'è in alto è meglio, È meglio per te, è meglio per me, è meglio per mia madre, capito? Perlomeno qua si chiude tutto e io faccio in tempo pure a piacco di mezzogiorno, Oh, ma quanto dura sto numero? A Barcellona, un momento. Barcellona! Aló, sí, aló. Sí, Marisol. ¿No te ha llamado? No, Madre Santísima. No, no, nada. No te preocupes, que estoy bien. Chao, adiós. Oh, ma questo è ancora più lungo! Tengo un más grande problema, Leo, scusami un momento. Oh, ma è un problema grande pure quello della bolletta del telefono, quella la paga mia madre! Hello? Philip, Marisol, Auntie didn't call you by any chance? Did he? No, no. Che numero è questo telefono? Ma che il telefono si può dare così? Oh! 6 4 7 9 6 6 wrong. Yes. What? No, the usual same, but this time I left him. I made him stop the car, I got out and left to Naples. Dai, la porta! Yes. Wait a moment, please. C'è gente la porta, parla piano perlomeno! No, no, I am wrong. Chi è? Sono la portiera. Siccome l'ho veduta uscire, non l'ho veduta rientrare. Ho inteso dei rumori, ho domandato chi è. Chi è? Nessuno! Vabbè. So solo, non c'è nessuno! Vabbè. Arrivederci! Arrivederci. I can't stand it anymore, Philip. And you know what I think? I hope he doesn't call you and come looking for me. That means at least this whole history will be over. Oh, che c'è? Che c'è? Ti prego, Leo, Leo, un momento. No, I'm sorry, Philip, I'm sorry. Please talk to him. Tell him whatever you want. I'm sorry, Philip, but... Ma senti, potresti andare un po' più piano, eh? C'ha ragione. Lo sai che stanno in anticipo sulla tabella di marcia? Tocca calate 5 km, se no spalliamo tutto qua, Ma sai, ma ti ho mai raccontato quello che è successo quella sera al Palazzo dello Sport? No, non me l'hai mai detto. Circa 2 o 3 mesi fa, no? C'è stato un concerto di Genesis al Palazzo dello Sport, no? Io mi ricordo che ci dovevo andare con un gruppo d'amici, no? Soprattutto con uno della Vigna, uno che c'ha un bel giro da donna, no? A un certo punto, mo però, per la situazione strana che si è creata, non mi ricordo se questo mi ha dato il numero di telefono sbagliato, oppure se io avevo scritto male, questo non lo so. Insomma, è andato a finire che ci sono ido da solo, no? Mi ricordo a un certo punto che io c'avevo un posto su in alto, in gradinata, no? E davanti a me c'è stava una ragazza. Io mi sono messo a sede e a questa gli do un'intruppata col piede, no? Allora questa si volta, io gli faccio scusa. Questa mi fa ciao. Oh! Se sarà portata, non lo so, 30-40 volte. A un certo punto mi fa, dice scusa, dice che c'è una sigaretta. Proprio la scusa più stronza, proprio eccetera. Allora ho tirato fuori la sigaretta, gli ho data la sigaretta. Questa allora mi si appoggiava dietro sulle gambe così addondolasse tutta proprio. È il massimo da ambiguo proprio. Era una ragazza giovane? Giovane. Guarda, gli avrò dato al massimo 15, 16, 17 anni al massimo. A dire la verità, non era niente di speciale, però con quell'aria abbastanza sua, abbastanza fine, no? Però con quella tenuta un po' ambigua, capito?
ma mi sento molto male. Perché? Che te senti? Mi è venuto un affitto qui che... adesso mi corrisponde anche qui dietro e mi fa vino sul collo. Ah, so troppi sti posti, sei nervoso. È nervosismo, ti è, fumate una sigaretta, dai. Ma no, dai, ti prego. Fuma. No, dai, fermati per piacere. Mannaggia la miseria, ma perché non provi a distendere tutto? Ma ti vuoi fermare? Sei troppo nervoso, sei. Ma senti, andiamo un po' andiamo mica dentro una foresta. Ma dai, fermati. Mannaggia. Ecco, perché non provi a dormire? Ecco, prova a dormire un attimo, stenditi tu, stenditi, rimani un attimo. C'è la troia, aspetta che accosto! Abbiffiate un attimo! Miseria, sta buono, che ne niente, dai! Forza, abbi fede, alzati e cammina, andiamo, su, andiamo, dai! Proprio tu passi, forza, abbiamo un po' d'aria, dai! Ma che cammino non ce la faccio, dai! Ma sai che si tratta? L'ha piato altre volte? No, stamattina c'erano delle risagne, ma non è così forte! Allora vedi che è nervoso, forza, però con me a fare un bel respiro lungo, dai! Non sento manco toccato! Ecco, bravo! Non toccare! Ecco, rimani così, rimani, sentite proprio tutto quanto molo! Ma te corpo vuoi regolare? Ma cosa c'entra? Rimani così, devi sentire tutto quanto rilassato, deve essere proprio un esercizio di rilassamento, come un esercizio da yoga, capito? È così, yoga di pera! Come ha detto? Di pera! Ma come ti vengono a mente certe battute? Allora vedi che il Molate sta tornando alto! Ah sì? Com'era l'imitazione del treno, me la fai? Enzo, come dici tu, ma vattene a pigliarti il culo! Quanto sei stronzo! Aia mamma, aia! Annate, che tanto vi ripiglia tutta, voi! Annati! Aia mamma, aia! Sergio! Oh, guardami, ricordati che ognuno di questi è un amplesso! Guarda un po' quanti ce n'avevo! Da quando sei andato via è rimasto tutto così. Nemmeno un libro avevamo spostato. La camera tua, non te fa un po' d'effetto da rivederla? Io sta stanza l'ho sempre odiata, papà. Cioè, perché veramente, mi riporta veramente a un periodo, a un passato che me... Cioè, talmente lontano, talmente distante, cioè che mi riconduce veramente a una dimensione proprio che non mi appartiene più, capito? Ma è tutto tuo qui, Ruggero, è tutta roba tua! A proposito, Ruggero, sembra che il commendatore sopra si vende un appartamento, so 3 camere, una cucina grande e un bel bagno. Viene a fare, Ruggero, si potrebbe fare un pensiero sopra. Io invece dico, papà, che è proprio il caso proprio di non pensarci proprio, capito? Cioè, a parte il fatto che il discorso sulla proprietà mi sta bene fino a un certo punto, ma proprio il concetto di casa che io l'ho superato da un sacco di tempo, capito in che senso? Ammazzate Ruggecco Marifico, tutta quitta. Hai visto, eh? Ah, Ruggero, come facevi con sta batteria? Liberi, dai, piantatela, dai! Mi sto fermo! Sempre con sta violenza in tutto, madonna! Ma che violenza questa? E questo ammazzare qualcuno! E quando che sarà invece ma i coglioni così! Scusa, Ruggero. Scusa. Hai capito, Ruggero? Qualche volta so polemico pure io, c'hai ragione. Angelico, faccia quel caffè, faccia un buono come lo sai fa te! Ah, Ruggero, mi sono scordato da tutte le cose. C'è una sorpresa nel sotto, almeno un po' chi c'è. Ma che ne so, papà, che ti sei fatta la televisione a colori? Che ne so, dai! Acqua, Ruggero! E che ne so, papà, dai, oddio mio, che palle, oh! Che hai detto, Dio? Fuoco, Ruggero! No, questa non accetto, mi dispiace, cioè c'è un limite a ogni cosa, eh? Perché chi c'ha Oh, che sai, firma di queste mani, te? C'è un prete, tutto qua, c'è un prete. Ah, mo chiami in prete, Don Arfio. Perché come tu devo chiamare ragioniere? Te la ricordi come eri bello da ragazzino quando andava a serve in messa? Palle, oh. Non ci ha visto, va, andiamo dentro, va. Non so mica fa brutta figura, se no. Stia comodo, beh, allora se lo ricorda. E come non me lo ricordo? E anche da te mi pare. Mi sa che da me non te puoi ricordare perché io non c'entro niente, io poi la messa non l'ho mai servita. Forse lei padre si confonde con un'altra. Allora forse a sto punto sarebbe il caso di capire il senso di questa riunione, vero? Cioè, scusa, a me mi sfugge un po' il motivo della presenza di lui. Niente, passate qua. No, Mario, no, scusa Mario, no, diciamo le cose come stanno. Tu questa mattina mi hai telefonato per avvertirmi che Ruggero stava qua, dandomi anche a me l'immensa soddisfazione di rincontrare questo Marcantonio del ragazzo che io ho lasciato tanti anni or sono quando era ancora piccolo così. Ho capito, ma arriva pure il pistolotto sul fior prodigo. No, Ruggero, hai capito male. Don Arfio
Stava qui perché te voleva stare a sentire, te voleva conoscere meglio, perché è un grosso studioso di morale, è un grosso filosofo. Oh! Quello che a me interessa, Ruggero, nel panorama, se vogliamo, caotico, confuso di questo travagliato periodo, è proprio il fiorire di tutti questi movimenti di giovani che finalmente sembrano aver accantonato la visione materialistica della vita per accostarci un pochino di più alla visione spirituale della vita. Ecco, perché tu non mi illustri un po' come si svolge la tua esistenza, la tua vita all'interno di questa comunità? Non so, è così che la chiamate, non lo so. Che cos'è per caso? Uno di quei movimenti che fanno capo a quei sacerdoti che ad Assisi hanno... No, guarda che tra noi e loro c'è una differenza da così a così. Dai, vabbè, parla, va, racconta, ma che sei della setta, della tribù, i carbonari, i massoni, ma che sei? Mai massone, Mario. Vabbè, vai, uguale, parla, racconta. Vabbè, allora tanto visto e considerato che qua c'è un tentativo di processo organizzato da questo signore qua, quasi a tribunale speciale, vabbè, allora parliamone. Cioè, tu vuoi sapere cioè com'è nata questa decisione in me, cioè di abbandonare il mio precedente vissuto quotidiano e di entrare a far parte dei figli dell'amore eterno, no? Ah, così si chiamano. Sì. Ma non interrompiamolo, Mario, facciamolo finire, per piacere. Prego. Cioè, tutto è cominciato durante un aprile, no, di circa 2 anni fa, no? Quando feci un viaggio in questa splendida regione, no, che è la Toscana, no? Perché ero un sacco desideroso di conoscere città come Firenze, Siena, Pisa, Lucca, Monteriggioni. Tutta la Val di Chiana. Tutta la Val di Chiana, eccetera. E poi anche perché ero un sacco desideroso, no, di conoscere i quadri di Simone Martini, del Beccafumi, del Sodoma, del Pinturicchio, di Piero della Giovanna. Ma non è della Francesca? Sì, c'è ragione, di Piero della Francesca. Insomma, di tutta questa gente qua, no? Niente, un bel giorno, no, mentre mi trovavo a passare sul Ponte Vecchio a Firenze, cioè sentivo proprio che quegli abiti che portavo addosso, cioè un po' da fichetto, no, da figlio di papà, no? Cioè erano quasi diventati un peso, no, per me. Tant'è vero che decisi proprio a livello conscio proprio di disfarmene completamente, no? Tant'è vero che feci un enorme pallottolone e lo buttai proprio giù nell'Arno, no? Scarpe, camicie, calzoni, tutto da sotto a buttare. Tutto nudo sul ponte, stavi? Beh. Niente, dopo un po' praticamente che ero rimasto nudo, niente, uscii praticamente da Firenze, no? E cominciai a camminare per le campagne circostanti, no? Cioè, mentre camminavo, un sacco di fiori che si aprivano al mio passaggio e un sacco di profumo che si espandeva per tutta la campagna, era veramente qualcosa di inebriante, no? E poi un'altra cosa favolosa era proprio che gli uccelli, e veramente un sacco di uccelli, no? Proprio che scendevano proprio dagli alberi, no? Cioè, quasi per parlarmi. Per parlate, che erano pappagalli. Molto scale che stanno pure i pappagalli. Scusa, Mario, ma non interrompiamolo, per favore, non interrompiamo. Cioè, improvvisamente, no, in fondo ad un sentiero, no, vidi come la figura di un uomo, no, vestito di bianco, no, cioè, dal cui volto veramente splendeva una luce un sacco strana, no? Cioè, ma la cosa ancora più strana era, cioè, che mentre io mi avvicinavo a lui, no, cioè, mi sentivo prima un sacco caldo, no, poi un sacco freddo. Cioè, quando giunsi a una distanza di circa 10-15 centimetri da lui, no, cioè, mi venne quasi spontaneo inginocchiarmi, no, e fargli questa domanda, cioè... Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Come l'ha chiamato? Amore, amore, amore. Ma scusa, Ruggero, questo signore ha preteso lui di essere chiamato maestro oppure è stato un tuo modo spontaneo? Te l'ho detto, ma è venuto spontaneo. Comunque su questo c'è stato un po' di imprudenza da parte tua. Comunque sia, continuiamo, vai avanti. E mi disse, perché non rimani qui con me questa notte? Potremmo ripararci insieme sotto questa frasca. Dai. Anche perché di notte, no? Un sacco di spiriti malvagi potrebbero turbarti durante questo tuo cammino, no? E niente, allora io accettai, no? E ricordo proprio che trascorsi questa notte con lui, no? Sotto un cespuglio, no? E veramente di notte proprio si sentivano proprio tutti questi spiriti malvagi, no? Che aleggiavano intorno, no? Però io, cioè, ero abbastanza sicuro, cioè, anzi no, ero sicurissimo, proprio perché lui mi difendeva proprio con una lunghissima spada di fuoco. Cioè, quando la mattina ci svegliammo, no? Cioè, lui, il maestro, non mi disse, adesso prosegui, vai sempre dritto, no? In fondo a questo sentiero, perché troverai un grandissimo casale bianco, no? Con una grandissima piscina, dove un sacco di ragazzi di tutto il mondo, no? Stanno formando una grandissima comunità, no? E là veramente incontrai ragazzi un sacco simpatici, c'erano un sacco di cileni, rodesiani, tedeschi, inglesi... Pure io ci stavo. Sì, insomma, tutta gente che ha fatto un certo tipo di scelta, no? La scelta dell'amore. Sì, d'accordo, ma come vi organizzate la vita? Cioè, allora, mentre le ragazze, no, provvedono alla raccolta di frutti naturali della terra, no? Tipo carciofi, ravanelli, insalata, piselli, no? Tutta roba vegetariana un sacco buona, no? Noi ragazzi invece provvediamo così alla dimensione artigianale, no? Cioè tutti i lavoretti così in ceramica, in cuoio, no? Così eccetera, no? Però diciamo che il vero e proprio rapporto totale, no? Cioè di gruppo, no? Cioè avviene la sera, no? Cioè quando di fronte a questa tavola imbandita, no? Di roba vegetariana da una parte e di cacciagione dall'altra, così, niente, parliamo dei nostri problemi, no? Ci confrontiamo, preghiamo, ascoltiamo della musica, no? Eccetera, no? Ora vedi, l'altra sera, no? Per esempio, ci è venuto spontaneo, cioè spogliarci completamente nudi, no? Ed andarci a buttare nella piscina, no? Lo senti,
Lo sente, ma lei non dice niente. Scusa Mario, noi ci troviamo qui per ascoltare, valutare con serenità, ma io direi anche con rispetto, perché io nel suo racconto ci trovo anche dei punti di estremo interesse. Prego. Ma interesse di chi? Ma interessa di che tutti dentro la piscina con sti cosi da fuori! Ma padre, ma va via così, senza una casa, senza una famiglia, che le pazza al culo! Ai se poveri a chiedere la prossima! E con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che te cianci io? Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente. A me fascio? Io fascio? A soccome! Io mica so comunista così, sa! So comunista così! E a te? Avevo giurato che tu facevi il sano. Grosso, forte. Ho sbagliato tutto. Che te devo fare io? Comprensione, Allora parli! Giù, Brogno! Non mi sembra il caso, appunto, di perdere la calma, le staffe e direi anche la correttezza. Tu sei rimasto, Mario, tanto colpito da quell'episodio del cespuglio. Però io qua, e mi sia consentito usare una parola un po' troppo grossa, mi ha quasi commosso, quasi colpito. Perché mi ha riportato ad una circostanza che mi è capitato tanti anni fa, durante la mia infanzia. Ricordo che allora, avevo circa 8 anni, stavo giocando a palla con alcuni miei amichetti nella casa che allora avevamo vicino a Crotone. E ricordo che improvvisamente nel bel mezzo del gioco mi venne quasi un moto spontaneo interno e allora mi allontanai di corsa dai miei amichetti e cominciai a correre e correvo fino a quando non giungi sotto un rovo di spini, sotto un cespuglio che io già a quel tempo avevo chiamato il mio piccolo Getsemane. Mia madre, donna di enorme comprensione, non trovandomi più al gioco, che fece? Mi venne a trovare, mi venne a cercare e scovatomi là sotto il cespuglio mi disse, avevo circa 8 anni, Alfio, che c'hai? Non ti senti bene? Hai bisogno di qualcosa? E allora risposi, mamma, non vede che sto parlando con me stesso? Cioè, come vedete, anche in questo racconto o parabola, a seconda di quella che la vogliamo considerare, ci sono anche molti elementi analoghi. Anacoli da che? Tu stai là con tuo padre! Questo stava lì con uno che dice che sceva la spada di fuoco! Ma se muovono avanti, non volevano avanti con sto disgraziato! Scusa Mario, questo non è un comizio di piazza, bensì un pacifico e pagato scambio di idee tra noi e i giovani. Ecco, scusa Ruggero, quell'immagine poc'anzi che mi hai dato, questa immagine così della piscina che ci hai fornito, come deve essere considerata? Cioè come un lavagro purificatore o come un riflesso di antica paganità piena di licenze? Ruggero, vogliono sapere se famo la mucchiata. Guarda, te lo dico per la prima e l'ultima volta. Noi non è che facciamo questo, per scopo libidinoso, peccaminoso, eccetera, no? Noi facciamo questo per sentirci noi stessi in quanto entità fisico-psichiche, a contatto con gli altri, no? In questo mondo cosmico, panteistico, naturalistico, no? C'è un mondo in cui è l'amore che vince e il male che perde, no? C'è un mondo in cui veramente domina la fratellanza, no? Vede Mario, dipende da quale angolazione noi le valutiamo queste teorie, perché la Chiesa di oggi... Sì, di oggi, di ieri, di domani, di dopodomani... Ma siete stati tutti rincoglioniti, se va avanti così, padre, pure lei che si butta dentro quella piscina, per cosa le fuori! Ma non esageriamo, Mario, per cortesia, abbi pazienza, Madonna mia, un nervosismo in questa casa che fa paura proprio. Pronto? Con chi parlo? Col professore? Ah, professore, il signor Brega, quello dell'8° piano, bravo. Senti, mi dovessi fare una cortesia, mi fio, sì. Se sta qui mi fio, sì. Ma sta a parlare col prete, quello si sta a far mettere dentro, non capisce niente, professore. Lei che è una persona intelligente, una persona culta, ma può venire su lei? Venga su, professore. Eppure non mi stai, non fa niente. Sto prete perde colpia, professore, ma deve venire su lei, sia gentile. E lei è una persona intelligente. Sì, pure mi stai, non ha importanza, professore. Oh, c'è nessuno. Hai visto che palme? Sembra palma di Mallorca. Oh, mi scordavo le noccioline, quelle per le scimmie. Rimani in zona, non ti allontanare, che qui ci si perde. Signora? Signora? Che cosa vuoi? Che me dà 2 pacchetti di noccioline, quelle per le scimmie? Eccole, sono tutte uguali. Uguali? E che amano i scimmie sono uguali? Dammi 1000 lire.
Ammazza, 1000 lire, 2 mesi fa stavano 400 lire al pacchetto. Ah, ma ho preso da un altro. C'è quell'altro? No, ci sono solo io qua. Ecco fatto, andiamo. Oh, madonnati, che è po' qua te? Ma dove volete andare senza pagare? Oh, io prima ho bussato pure tanto, non c'era nessuno. Ma che siete in due? Sì, 1 e 2. Senti, lei però è straniera, paga uguale? Perché è portoghese? No, è spagnola. Forza, non fa tanto lo spiritoso, su. Oh, spiritoso di che? Forza, sono 1000 lire. Come noccioline. Dai, Ma guarda un po'. Chi è? Andiamo, che i scimmie sono di qua. Bueno. De nada. Ma guarda, non c'è nessuno. Questo è un deserto. Solo moscas. C'ha ragione, però quando vengo io a maggio qua, sai quanta gente c'è? Così, a gente, così proprio. Ma che fai? Quelle sono per i scimmie. Ma non è un delitto se mi mangio una noccellina brasilera, no? Ma che sei arrabbiata? Sei arrabbiata perché ti ho portato qua? Non ti piace questo? Sì che mi gusta. Ma è incredibile come tutto il Museo d'Italia sono cerrato. Museo del Terme cerrato, Museo Borghese cerrato, Cappella Sistina cerrato, Le Campidoglio cerrato. Vabbè, grazie, a quello gli hanno tirato una bomba. Vabbè, poi certo l'altri sono chiusi perché la gente va fuori, va in ferie a Ferragosto. Io pure fra poco la Dispoli. Però è bello qui, Ti piace? Io mi ricordo che ci venivo sempre da piccolo. Ma pure da grande ci vengo. Però mi ricordo che da piccolo mi perdevo sempre. E infatti mi ricordo che mi dovevano chiamare con l'altoparlante. Dicevano: il bambino Leo è atteso dai genitori in fondo all'uscita principale vicino al bar. Cioè, perché per me era un grande problema trovare l'uscita, perché era troppo intricato dei cartelli, dei frecce, dei cosi, capito? Oh, eccoci le scimmie. Ma non sono ninguna simie. Anche il simie, il mare, Ferragosto, la Dispoli. Come ha detto, scimmia a Dispoli. Carina questa. No, ci stanno, è che stanno dentro per il caldo. No, così da noi si chiamano i gallini. Aspetta. Oh! Oh! Dai, lasciamelo fare a me. Hai visto? Ci stava! So furbizo! Non ti faccio vedere il cibone, dai, andiamo! Mi sa che non te lo posso far vedere, pure questo si è chiuso dentro. Forse ci vorrebbe una mela. Una banana. Una banana, una banana! Ay, non gritare, Leo! Non tenemos nada, non tenemos banana. È un peccato però, perché è strano come animali. Mo te racconto come è fatto, vuoi? Qua c'ha come 2 occhi, no? Tondi, ma umani, quasi umani. E il muso abbastanza proprio come quello di un cane. Però la cosa strana, sai qual è? Lo sai qual è? E cioè che dietro, Dietro? cioè, lo posso dire, cioè nel sedere, c'ha come un insieme di colori, rosso, celeste, rosa, azzurro, viola, tutti, tranne il verde. Cioè, è proprio vero, cioè la natura veramente certe volte crea delle cose proprio stranissime. Cioè, a che gli servirà per sedere così? Leo, ti posso fare una pregunta, una domanda? Sì. Perché tu mira sempre per aria? Io? Quando? Ma Leo, e la tua vita che lavoro fas? Ah, che lavoro faccio io? Beh, io so perito, so perito elettronico. Lavoro molto sulle televisioni, sui giradischi, sui registratori, sui mangianastri, molti mangianastri. Ah, un lavoro difficile, eh? Beh, no. Beh, sì, qualche volta sì. Senti, e tu nella tua vita che lavoro fas? Io vivo dia por dia, giorno per giorno. Faccio esperienze. Esperienze, eh? Beh, è bello, è una vita un sacco bella. No sempre. No, non è bella. Perché? Ma ti prego, Leo, vámonos. Eccoci nel territorio dei pinguini. Si sentiva un po' d'odore, eh? Ma
che c'hai? Ti vedo strana. Non ti senti bene? No, T'ho fatto qualcosa io? nada. Oh, costo nada, oh, sempre nada. Leo, ¿te sucede mai de probar por un momento, por un instante, un senso de desconsuelo, desconforto, por cualquier cosa que tú sientes que ma que no sai por qué? Un senso de mancanza de entusiasmo. Esto es humano, ¿no? È umano sì, o dici a me, io pure certe volte tra il caldo e valpo e giradischi, mi madre, e vamo a piazzare, io vado a piazzare, e vamo a piare la pensione, io vado a piare la pensione, e poi l'ansia ando rivai quando torni, o chi sei stato, dove sei stato, e pure a me certe volte la testa mi scoppia. Però oggi, non so com'è, oggi mi sento quasi bene, anzi mi sento proprio bene. Au! Marisol! 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 Basta pure le mosche, mo! Marisol! 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 Ma che cazzo sta succedendo? Ma pare che sta nella coma? Marisol! 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 Leo, estoy aquí. Non ti dico per trovarla sta macchina, mi sta a perdere, poi con sto caldo. Leo, ¿por qué no vienes aquí, avicíname? No te preocupes, Leo. Solo un momento para asciugarme. ¿A qué hora tienes el bus para la Dispoli? Io ci avrei 6. Bueno, ancora tienes un poco de tiempo, ¿no? Tu sai che ti dico? Dime, Leo. Io gli telefono a mia madre. Io gli dico che non ci vado alla Dispoli. Anzi, non gli telefono per niente. E state zitti! Oh! Ci avete fatto una quartata 1. Di che si tratta? Ma che è un incidente? Sia un incidente è un traumatologico, sta a seconda a destra. No, non è un incidente, come posso dire? Sta a mano del suo, si piega tutto mettendosi come la mano qua, no? Io dico che potrebbe essere una crisi nervosa. Per me non è una crisi di nervoso. Chiaro, che cazzo c'entrano i nervi? Potrebbe essere tutto o niente. Tocca farlo visitare, portarlo all'osservazione e chiamare il dottore. A proposito, ma c'è sta il dottore? C'è sta il dottorino. So cazzi sua. Ma ci sta o non ci sta questo dottore? Sta calmo che c'è, ha detto che c'è un dottorino, sta calmo. La mappia sto lo frigo io, forza. Dove sceni? 1, 2 e 3. Oh! Aia! Oh, piano! Azzoro! Non si può entrare. Mica ci vorrà parecchio, perché noi devo andare in Polonia, non è mica lo scherzo. In Polonia? E che ne so, dipende dall'amico tuo. A sé, mi raccomando, non far pregnone, sta tranquillo che non è niente, che tanto recuperiamo. E mica siamo le giosce qua! Qua c'è gente che soffre!
Un poco di rispetto, ci vuole! Non smorzà, abbassa. La pirata! E chiudi qua la finestra che fa via la corrente a tutti! Allora, Andrea, ambulanza d'urgenza, sulla Cristoforo Colombo, incrocio Laurentina. Andiamo a riccogliere sta frittata, va. Oh, mi sembra incredibile, ma in 20 giorni a quell'incrocio mi saranno capitate perlomeno una decina. Quello non è mica un incrocio, è un infrocio! Ma pure quello al vivo sulla pontina per Napoli non è mica male, eh? Ma quella è mica zona nostra. Devi sapere che una sera mi trovo in macchina con una, no? Una mezza sposata, una che c'è una situazione strana con uno, un bel ragazzo pure lui, no? A un certo punto all'altezza di quell'incrocio devi proprio un motorino proprio partì proprio in volata, no? In decollo, no? E ricaschiava proprio giù in picchiata, no? Sopra c'è stava un ragazzino. E la macchina, quella che gli ha data la botta, no? Per testa coda si è messa a girare così come una trottola. A un certo punto ti sento un botto, uno schianto. Scendo e il ragazzino proprio finito, proprio non esisteva più, cioè fisicamente era proprio disintegrato. Ma tu devi dare la macchina come è ridotta. Ma solo, guarda, te giuro. Ma che sai, fammi finire. Era proprio come una scatola di sardine, no? E in mezzo a ste ferraie c'è stava un uomo e una donna. Lui, l'uomo, no? All'inizio si è muoviato proprio tutto quanto a schiatti, così, proprio come una marionetta. Aiuto, salvatemi, così, no? Beh, è una contrazione nervosa. Sta tutti i denti per terra, proprio come se fossi stata una grandinata, schizzi da sangue sul lunotto, sul cruscotto, pezzetti di cervello sul contachilometri, proprio un macello. Sembrava vedere proprio profondo rosso. A un certo punto esce fuori un vecchio che fa, dice, presto, dice, chiamate un'ambulanza. Dico, ma che chiama? Dico, no, vedi che questi c'erano siano 30 secondi di vita. Au, sono passati 20 secondi, sono spirati così, proprio a unisono. Mortacci loro. L'altra sera non mi trovavo a passare per Ponte Milvio, no? A un certo punto da lontano ti vedo che arriva un ragazzo, mezzo cinese, mezzo giapponese, io non lo so, non ci capisco niente, no? A un certo punto questo con lo zompo monta sul parapetto e comincia a urlare delle frasi che non si capiva un cazzo. Io credo, era cinese. A un certo punto questo con lo zompo si butta di sotto, no? Tutta la gente, ti aiuto, salvatelo, l'ho usato, chiamata la fluviale. Dico, ma chi chiamata? Dico, questo tempo 20 secondi e va giù. Dico, che non lo sapete che sto fiume è pieno di risucchi. 15 secondi e ido giù a piombo, così, avete? A voi a cercarlo che i torcioni, i pinni, le maschere, mica hanno ripescato. Lo sai quando hanno ripescato? 20 giorni dopo, io ci stavo, avete come ha ridotto proprio. Tutto quanto gonfio proprio come un pneumaticone, come una camera d'aria, tutto il verde, il muschio che gli sarà formato qua. Anzi no, qua c'era come un buco. Strano sto fatto, non vi pare? È regolare, se lo sono mangiati i pesci. Sì, mo a fiume ci sono pure i pirati. Mo comunque, quando hanno preso, no, e per portarlo sulla banchina, ha fatto un rumore stranissimo, no? Come un plof. Sai come quando ti piano una medusa e ti arrivano dietro la schiena, no, per farti uno scherzo? Uguale ha fatto questo, plof. Tutta perdita d'acqua, qua. Orribile, proprio orribile. È lei, signor Enzo? Sì, dica. Ha detto il dottore che devo parlare. Ha detto quell'amico suo si porta la valigia. La valigia? Perché la valigia? Di qua. Ma che te stanno a fare? Dice che mi devono operare. Ma che, sono matti? Operare di che? Ma ho sentito dire di cistofelia. Sono sotto una colica. E mo tutta sta fretta, mio zio c'è andato avanti 20 anni che ha la cistifeia. Tanto partimo che da qua stasera ti è già bello che è passato tutto. Poi quando torni con calma, ti scegli per posto, una bella clinica. Qua poi veramente è male uno scherzacana. Ha sentito come hanno chiamato prima? Manco dottore, dottorino lo chiamavano. Io da quello, guarda, manco una caria mi c'è. Buongiorno, lei è un parente del signore? No, sono amico, perché? Perché ci avrei bisogno dell'autorizzazione ad operare d'urgenza, sa, è una formalità. Lei è d'accordo, vero? Ma mica tanto, solo stavamo giusto a dire con lui, perché secondo me anche già il fatto di partire, per esempio, da andare fuori in Polonia col cambiamento d'aria, o potrebbe proprio aiutare a superare... Guardi che il suo amico c'ha un empiema. Che cos'è che ho io? Un'infezione acuta da calcolosi. Va operato con la massima sollecitudine, altrimenti qua rischiamo. Ah, dottor, ma se io gli do sta autorizzazione, in quanto tempo me lo rimette in piedi? Senta, dottore, l'autorizzazione gliela do io, non stia a sentire questo pazzo. Senta, adesso ho fatto chiamare mia moglie da una suora e fra poco arriva. Perfetto, allora io le faccio preparare il foglio di entrata, non c'è più nessun problema. Pure una moglie c'è. Ma perché io non ce la posso avere la moglie? Non posso stare male, non posso avere un cavolo di niente io! Vada via, va, lasciami in pace. Mannaggia mia, quando t'ho incontrata, quando ho deciso di portarmela dietro, giusto a San Siro potevi rimanere in piedi. Ezzo! Dai. Sì. Senti, quelle calze che ci sono lì nella valigia, portale via, va. Dai, perché se le vede a mia moglie succede un casino. È il senso di responsabilità che manca.
Come noi padri di famiglia possiamo nutrire fiducia nei giovani quando la radio, il cinema, la stampa, la televisione incitano continuamente il giovane alla dissolutezza morale più completa? A parte il fatto che noi la televisione manco ce l'abbiamo, ma proprio il discorso dei mass media che da qua c'entra e da qua c'esce, intesi? L'altra sera, per fare un esempio, mi è venuto ad accendere la televisione, una di quelle stazioni là, PTT, TPT, PTT, CPT. Beh, io pensavo che si fosse giunti a certi limiti estremi, ma santa Madonna, a dovermi vedere davanti una donna, cosa ancora più grave, madre di famiglia, tirar fuori ste pocce e sbattersene davanti, beh, è stato veramente il colmo. Cioè, questa, signori miei, è porno anarchia. Vabbè, professore, questo gli ha detto che la televisione non ce l'ha. Ma volevo andare al sodo, volevo parlare di lui, di com'è, di come non è, di come dovrebbe essere, professore! Tuo figlio è quello che è, Mario. Chi semina raccoglie. Ora il punto è di vedere che cosa hai seminato. Ah, ma diventa pure colpa mia! Se tu fossi stato più severo, se tu l'avessi castigato, al momento opportuno probabilmente non ti troveresti nella situazione in cui ti trovi. Per quel che mi riguarda io amo citare un episodio. Era l'inverno del 1959, che fra parentesi fu un inverno estremamente rigido. Mio figlio Gabriele, che a quel tempo aveva 15 anni, non sopportando una mia giusta osservazione, uscì di casa sbattendo la porta. Io allora lo raggiunsi e lo fissai negli occhi e gli dissi: domattina andrai a scuola senza scarpe, a piedi nudi. La sera stessa trovai sul cuscino del mio letto un biglietto. Sapete cosa c'era scritto? A stronzo, punto esclamativo. Papà, perdonami, ti sono estremamente grato, ma vi posso garantire che se anche oggi, che lui è un ufficiale in servizio permanente a Bolzano, volesse ripetere una stessa identica cosa, io non esiterei neanche un attimo a riprenderlo a schiaffi anche di fronte ad altri. Mi pare una volta ci ha provato, sta ancora a piangere per i calci che ci ha piato. Neanch'io, se mi consentite, sono d'accordo su questi metodi basati sulle imposizioni. E a questo proposito, se mi concesso, vorrei ricordare una frase che a me sembra molto pertinente. È una frase di Tito Livio, frase che io amo spesso citare nel mio colloquio domenicale con i fedeli. E dice: saldo è lo stato nel quale si ubbidisce volentieri. Ma se vogliamo fare una trasposizione a questa frase si può anche dire: salda la famiglia nella quale si obbedisce volentieri. Ma mi meraviglio di lei, padre, di tutti voi uomini di chiesa, perché buone parti delle colpe oggi ricadono proprio sulla chiesa. Una volta in chiesa si stava con un messalino in mano, nel silenzio, nel raccoglimento. Oggi con tutte ste chitarre, ste batterie, tutte ste donne con sti blue jeans, ste magliette, con ste pocciole fuori. Ma finiamola, una vergogna! Ah, professore, noi ricominciamo a divagare. Io mi ho chiamato qui per parlare delle chitarre, dei tamburi, dei soldati, dei pocce. Che palle! Oddio, ci avevo messo i zari. Aia, c'era. Come se c'era? Marisò? Oh! Sbrigati, perché tra 7 minuti la pasta è pronta al dente. E sono quasi terminato. Quasi quanto? 7 minuti. No, questi via. Aridai. Mo rifateci, ferme, Ma fa pure scroce questa pasta. Olle toro! Ammazzate quanto sei carina, ¿Te gusta? me gusta mucho. Anzi, un sacco mucho. Gracias, Leo. Comunque stasera muce sorprese, La prima è là fuori, va un po' a vedere. Attenta ai screen perché ogni tanto mia madre ci casca, e pure io qualche volta ci casco. Non è meglio un ristorante? Qué bello, Leo. Con las flores, las velas, A vela? las candelas. Ah, scandelas! Che poi qua è bello fresco perché si gode il polentino. Accidenti al polentino! Che bisogna aspettare che arrivino qua sotto che il vento li ripara, capito?
no es mejor así? Già, ci avevo pensato. Perché non ci avevo pensato? ¿Me posso acomodar? Accomodati! Questa è la servilletta, no? No, questa non c'entra niente, mi sono sbagliato. Ma seconda sorpresa! E adesso, champagne! Che passa, Leo? Oh. T'avevo detto che ci sei cascato. Stamattina mi sei rotto l'olio, 3 giorni fa il latte, adesso pure lo spumante, non c'è 2 senza 3, mo è finito. Adesso non si beve in sta casa, non si beve stanotte. Non si beve, io già uso quello, Ma questo è un vino? Sì, quello è un vino, però è un vino un po' troppo speciale quello. È un vino tinto? Tinto guardino, ma che sta scherzando? Quello è un Brunello, Quello è un vino antichissimo, è un vino di mia madre che non si può toccare, quello poi sono di a grande occasione. Ma questa non è una grande occasione? Dici? Dai, Leo, prendila. Ma chi se ne frega, so 10 anni che sta là sopra. Buona sta pasta. Come la ricetta? Vuoi sapere com'è la ricetta? Beh, è semplice, tu prendi come una pia d'acqua. Anzi, una pia d'acqua, ci butti dentro un pugno di sale. Però te devi ricordare che ci hai messo, se no va a finire che ce lo metti 2 volte. Poi apri una scatoletta di tonno. Anzi no, apri una scatola di pomodoro. E con questo è finito il vino tinto della mamma. Oh, costo tinto, sempre tinto, ma non è vino tinto questo. In Spagna tinto è rosso, è un colore. E ma potevi di prima, tutta la sera con tinto. Leo, ti posso fare una pregunta, una domanda? Sì. Com'è la tua muchacha, la tua fidanzata? Io? Mica sono fidanzato io. Ma tu non hai un amore? Io no! Mai. Beh, vabbè, mai mo è troppo. Cioè, quest'anno poco, però l'altro anno cioè abbastanza. Però era un po' troppo ingenua, un po' troppo gne, capito? Cioè, come si può dire in Spagna? Gne. Pure da voi. Però sai la storia più bella con chi ci ha avuta? È incredibile, cioè 3 anni fa, indovina con chi? Con mia cugina, che viveva e vive a Viterbo. Vive a Viterbo perché non la fanno più venire a Roma, perché quando si sono accorti tutti di sta storia, non hanno mandata più, capito? Si sono messi in mezzo tutti. Mia madre, mio zio, mia zia, suo zio, tutti quanti a farmi la testa così, tutti. Vabbè, d'altro canto è meglio pure che è finita sta storia. Tanta voglia, Tommy, c'è una vita davanti. Povero Leo, con este naso di patata. E dai, su. Non c'è musica in sta casa? Sì, ci sta. Se poi vado a prendere giù altoparlante lo portiamo fuori. Però dobbiamo mettere basso, se no qua si svegliano tutti. No, troppo complicato. Vamos. Vamos dove? Vamos. Ando vamos. A me già mi gira la testa, con tutto il vino e mi sono bevuto. Una chitarra! Senti, allora, che genere di musica ti piace? In genere mosso oppure in genere calmo? È meglio calmo, Anche perché ci sono 2 anziani che rompono qua. Y se amaron 2 caballos, mire usted qué maravilla. Piano! Ve usted qué maravilla. En la feria de Sevilla se enamoró mi caballo de una yegua de Castilla. Ma che me importa? Porque me amas así, así como te amo yo, narices de patatí. ¿Qué cosa es la dispoli para ti? Donde no logras ir, metido en tu soledad. Si eres sincero, delante del mundo entero, decime que yo te quiero, amor. Torero, ero, torero, torero, ero, torero, torero, ero, torero, torero, ¡olé!
E allora, sta musica? Ah, sì. Ci sarebbe questo. Noi due per sempre. Perché no? Sì. Leo, ¿por qué no vienes aquí? Va. ¿Por qué no viene qui? Sapevo, questa la portiera che hanno chiamato quei due signori di sotto. Dai! Mandala via, su. Mo mando via. Tu però, aspetta, non ti muovere. Aspetta, faccio subito. Signora Maria, c'ho due gambe! C'ho due gambe, signora ma... Resta qui, Marisol. Chi è lei? Che vuole? Oh, dove vai? Fermati! Oh, non c'è nessuno, nada! Tio, cosa? Ma chi è questo? Lo conosci? No, tio, cosa? Oh, scemo, ma che fai? Pia, entra, va finta questa portiera, mette le mani addosso, mena! Vabbè, che te meni? Esci! You are shit. You're a good of shit. You don't understand the fuck. Finally found you, eh? What are you doing here? Who is he? You are stupid, Marisol. Stupid or not, between you and I, everything is finished then! Zitti, che mo' la portiera sul serio! You've got to respect me, understand? I am an artist. I need my intellectual freedom. My spaces, my choices. So do I! Even if I'm not an artist, I'm a human being. As a human being, I need my spaces. Don't ever forget that my life is my life! No! You are just stupid. Because for 2 years, your life was mine, and mine yours. Leave me, please. I have such confusion in my heart. It would be so easy for you to understand me. I went looking for you all around Naples, like a madman. I took a train, I came to Rome, and found this friend of mine. I rang you all day at this number. I was out. I didn't want to see you anymore. What now? Let's forget it. We can't live without one another, my soul. Because of you, for 2 days, I don't eat and sleep. Really? Oh. Leo, Antioco tiene fame. No, non c'è più niente, non c'è più niente, non c'è più niente! Ma quella pasta con il tonno non è avanzata. Oh, ma dove porti?
no. Vino finito. Se c'ha sede solo acqua, se beve l'acqua. Grapefruit. Che bombo? Antioco beve solo spremuto de pompelmo, grapefruit. Ah, capito, pure i pompelmi, ma uno dentro casa c'ha i pompelmi così. Ma che stai scherzando, stai? Vai, Leo, te lo prego, fallo per me. Vai al bar a prendere le pompelmo. È morto nervoso. Ah, lui è nervoso, e io che dovrei essere allora? Vai, Leo, te lo prego, fallo per me, Sì, vabbè, ma noi due? Noi due come sempre, tutti uguali. Sì, vabbè, ma dopo i pompelmi questo taglia, no, Dopo penso io. Vai, te lo prego. Vabbè. Sì, ma lei chi è, la madre? Signore, ma non sa dove si può rintracciare? Dove è reperibile? Perché è una cosa urgente. È una cosa urgente. Va bene, mi passi il fratello. Va bene, sì, aspetto, grazie. Pronto? Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico di tuo fratello. Niente, no, avevo chiamato per dire una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava. Ma è reperibile da qualche parte? È rintracciabile? No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito? Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare, cioè nel senso che gli può andare bene? Senti, senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe? Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. Certo. No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai? Ah, 13. Vabbè. Ci sentiamo allora. Va bene, ciao. Pronto? Buonasera, vorrei parlare con Amedeo per piacere. Gli dica che sono Enzo. Grazie. Pronto, Amedeo? Ciao, sono Enzo. No, Enzo. Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, a pigliare duplicato del congedo. Io ero quello che stava dietro di te, con una maglietta de spugna a girocollo, tipo mare. Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti, allora andatevi a sciappurire tutti quanti al culo col congedo. No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
ti ricordi che poi se siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi un zio maresciallo, no? Che poteva intervenire su sta questione. No, io col congedo ho fatto tutto, no, grazie. No, io avevo telefonato per sapere come ti eri messo per Ferragosto, perché c'è un progetto abbastanza Ah, o passi con tua moglie. Vabbè. Vabbè, vabbè. E sarà per un'altra volta. D'accordo. Buon Ferragosto allora. Anche a tua moglie. Va bene. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Zio, non mi richiede perché c'ho ognuno del capello. Si da raccontarsi quello che mi è successo tu non ci credi. 10 minuti dopo che tu mi hai telefonato. No, fammi finire il discorso. No, fammi finire il discorso. Lo sai quanto tempo ci ho messo io da casa mia a Pia Laurelia? Lo sai da Ma ci avrei messo mezz'ora. No, 45 minuti. Da Aurelia a casa mia? Ma 10 ore, 20 ore. No, un'ora e 45 minuti. Lo sai perché? Perché la cosa sta nonostante stessimo del 14 d'agosto. Il traffico mica andava verso il mare. No, tutti quanti non mi stai a bomballare per illuminare il cervello. Zio. Zitto, ma la famiglia l'hai portata, i ragazzini. No, zio, no, ho portati, però c'è un motivo. Ma io volevo dire tutta la famiglia con quello. No, ma lo sai. Lo so, zio, comunque sia, fidati perché io sullo giro c'ho sempre avuto una certa ascendenza. C'ho sempre avuto una certa... Stai tranquillo. Calmati. Scusate il ritardo, d'altro canto, la più delle scene cosa, sapete quanto ci ho messo? Un'ora e 45 minuti, lo sai perché? Perché il traffico mica andava verso il mare. No, tutti quanti verso Roma, questa veramente fa capire come la mentalità di certi italiani è completamente cambiata, Non c'è, questa sì che è una sorpresa. Ma tu guarda che è andata a ripescare a mio padre, ma mi viene a dire che è una sorpresa. Come per dire che non lo sapevi che io ci stavo, vero? No! Papà, noi tagliamo, ma la sceneggiata si chiude, eh? Vabbè, ammetto. È zio che mi ha telefonato per dire che voi stavate qua e però soltanto per fare due chiacchiere, Comunque questa sarebbe la fidanzata tua. A parte il fatto che sto termine fidanzata mi pare che ci sei rimasto solo te a dirlo. Però se proprio lo vuoi sapere, tra noi c'è un rapporto molto libero e molto sciolto, va bene? Un sacco aperto poi a tutte le esperienze. C'è qualcosa da dire? No! Come no? Cioè, sì! Cioè, tu a sto punto mi vorresti dimostrare che attraverso l'unione del matrimonio ti sei realizzato. Dai, forza, Anzè, dai, faccio ridere, dai. Ma sì, perché tanto qua, tanto è tutto una risata, anche il matrimonio è una risata. Io ricordo che nell'autunno del 1968 mio figlio Gabriele ebbe il coraggio di annunciarmi. Ma basta con Sofia, professore. Tanto non regge come esempio. Abbia pazienza. Dai, Anzè. Ecco, no, io vorrei per un attimo spiegare a mio cugino Ruggero questo concetto. Come può un uomo ritenersi realizzato se non ha principalmente le sue basi solide? Tu mi dirai, quali sono queste basi solide? Te lo dico io, il matrimonio, l'unione. Cosa sarei io senza Stefania? Perché Stefania non ha soltanto rappresentato per me un cardine, un orizzonte, ma Stefania, lo sai che cosa ha rappresentato? Te lo dico subito, un investimento economico. Tu mi dirai come? Te lo spiego subito, te lo spiego immediatamente. Senti, lo sai quanto io guadagno al mese? Te lo dico subito, 425.000 lire, d'accordo? La stessa cifra che io guadagnavo da Schiavolo, d'accordo? Ecco, allora soltanto io da Schiavolo avevo determinate esigenze. Tipo per esempio, che ti posso dire? Andare al cinema la sera con gli amici, che se non era al cinema era andarsi a mangiare una pizza, se non era andarsi a mangiare una pizza era qualche altra cosa, insomma, se siamo capiti, no? D'accordo? Allora, io praticamente, quanto andavo praticamente a spendere al mese, te lo dico subito, anzi no, alla settimana, te lo dico subito, esattamente 25.000 lire. Però calcolando che un mese è formato di 4 settimane, facciamo il conto, allora facciamo 25 per 4, quanto fa? Fa 100.000 lire. Ecco, però ci dobbiamo aggiungere 2 giorni e mezzo del mese, no? Perché un mese è 7 per 4, 28, più 2 giorni, no? 30, 21 mediamente. Quanto fa? Te lo dico subito, io andavo a spendere esattamente 108.000 lire e 750, d'accordo? Che è una signora cifra. Ora, a queste qua tu ci devi aggiungere altre spese. Per esempio, la portiera, la mattina che veniva a pulire casa, a tintoria, perché io purtroppo non c'è serve dentro casa, non c'è serve, che te posso fare? Ecco, poi allo sticeriatoveria, io purtroppo non mi posso cucinare, quanto fa? Te lo dico subito, 70.000 lire. Oh, 70.000 lire che è una cifra, che è una signora cifra, d'accordo? Quando io mi sono sposato, lo sai che è successo? Te lo dico subito, innanzitutto che gli assegni miei familiari sono saliti, 3 assegni familiari, quindi lo stipendio mi hanno portato da 425.000 lire a 487.000 lire, d'accordo? In più devi calcolare che tutte le altre voci, la tintoria, lo sticceria, la portiera, sono tutte quante zoppate. Perché sono zoppate? Te lo dico subito, perché ci pensa mia moglie, a cucire, a stirare, a badare i ragazzini, se impara a tagliarmi i capelli, se impara a fare iniezioni, se a fare l'amore come poche, e questa è una cosa molto importante, guarda, molto estremamente importante. E che vale più Davida? Dice sei stato sfortunato. No, sono stato fortunatissimo io. Se fa presto a di vita de merda. Intanto io con sta vita de merda, lo sai quanto riesco a risparmiare alla fine del mese? Te lo dico io, 47.000 lire secche, che mi metto un po' per volta da parte come una formichina durante l'inverno. Tu mi dirai, qual è l'inverno dell'uomo? Te lo dico io, Allora rammentiamoci, Anselmo, che anche per la donna esiste un'alba e un tramonto. Perché rammentiamoci che anche la donna si guasta. Quasi fosse un fiore esposto alle rigide brezze del primo inverno. La voce, che prima teneva una certa delicatezza, si ingrossa, si fa quasi sgraziata. I capelli si cominciano a fare bianchi e non sono più quel bel nero di prima. Anche le vene varicose fanno la loro comparsa, si insinuano attraverso la pelle delle loro gambe e si ramificano.
quasi fosse una radice. Chi è? Vedete, solo avendo questo specchio, questa lastra radiografica di fronte a noi, potremo comprendere l'evanescenza della bellezza estetica. Poi, cari ragazzi, se lo volete capire, lo capite. Se non lo volete capire, allora sapete che vi dico? Che io valse e mi vado a lavare le mani, come quando Pilato se lavò le mani di fronte a nostro Signore. Santa Madonna, manco le basi del mestiere ti ricordi? Ma che cazzo, Arfio? Mi sono dovuto fare 200 batte per trovarli. Marisò? Marisò? Pronto? Pronto? Chi è? Chi è? Ah, lo so che non so potuto venire. Lo so, ma perché mi si è fatto tardi? Come perché? Mamma, è una storia lunga, ma non c'è nessuno! Non c'è nessuno! Chi ci deve essere? Chi ci deve... Ma dai, queste donne, mamma, non c'è nessuna donna! Oh, vabbè, allora è piano le donne! Vabbè, è piano le donne allora! Va bene? Sì, è piano le donne! Perché non ci posso essere una donna io? Non ci posso essere una donna io? No? Pensa per te! Pensa per te! Sì, no, vengo domani! Vengo domani? Domani? Sì! Ciao! Domani! Ciao! Questa mozza, porca mia, non ci vedi qua! Come era il nome di quello? Marcucci, Mastrucci, Marcucci Ennio, Elio, Martucci Ennio, Martucci Ennio, era Martucci Ennio, Martucci Ennio, Martucci Ennio, Sveglia raga, che siamo arrivati. Andiamo va, scendete. Vabbè, ci sentiamo allora. Sei te che ti devi far sentire boffa che stiamo avanti uguali senza vedesse, no? In fondo sto discorso è varsa a qualche cosa, te pare a te? O bene o male che sia stato, è sempre varsa a qualche cosa, te pare a te? Contento te. Ah, Fiore. Mi raccomando a te, ti devo bene, stai vicino. Questo è il mio figlio. Hai capito, Fiore? Vabbè, ciao. Ciao papà, ci sentiamo, Manco voglio sapere di andare a dormire. Mi pieno i brividi, mi pieno. Cristiano! Ma mi pare allucinante l'esperienza che mi avete fatto fare oggi. Cioè è un comportamento assurdo. Cioè mularmi così sul marciapiede per 11 ore. Anche l'esperienza la solta crede che sia stato tutto sto granché. Almeno voi avrete al limite mangiato. Io nemmeno questo. Forza che andiamo tutti a dormire a Beatrice, dai! Martucci, come ha detto? Non t'ho sentito, c'è stata una bomba! Vabbè, ma allora ci verresti? Martù, aspetta un attimo e chiuda la finestra, non ci sto a capire niente! Che cazzo di cosa? No, ma va! Io vi ho sempre detto che sta città mi stava sulle palle! Meno male che quando dico che bisogna stare più a contatto col verde mi piate tutti per culo. Sì, però pure la campagna è una palla. Marisò?
Marisò! Marisò! È lei, signor Enzo? Sono l'amico di Martucci. Vabbè, scegliamo subito per tu, va bene? Ciao. Senti, allora, precisiamo subito sta tabella da marcia, eh? Noi se famo una bella tirata fino a Valdachiana, va bene? Là se famo il piano della benzina, poi io e te se famo un'altra sparata fino a Borsano. Là dormiamo un par d'ore, col fresco, se rimettiamo in macchina, eh? De modo che domani sera a mezzanotte io e te stiamo a Cracovia, usa a fa che? Usai? Oddio, t'ho rotto. Io e te a unisono. Va bene, no? Sapevo dei giorni che le cose mi vanno bene, cioè quasi bene. E ci sono delle volte che mi vanno proprio tutte storti. Meno male che c'è 2 senza 3, ma qua mi pare che c'è 3 senza 4, c'è 4 senza 5, c'è 5 senza 6, c'è 6 senza 7, c'è 7 senza 8. Oh! E beh! Sì, fai presto te, addio a un beh, la finestra, calmo. Ti ci volevo vedere io a combattere con la vita, che strisci, con l'odio. I pompermi, con mia madre,